Buongiorno a tutti, benvenuti nella prestigiosa Sala Oriana Fallaci del Consiglio regionale del Veneto. Lo dico sempre che quando appaio in queste circostanze è per parlare di Polesine. Oggi parliamo di Polesine, parliamo di Veneto, parliamo di Italia, di Europa e di mondo. Perché oggi tratteremo un tema del quale forse si parla ancora troppo poco e sul quale dobbiamo sensibilizzare più persone possibili. Io inizio già con il ringraziare chi mi ha sostenuto nel poter realizzare questo tipo di evento, di iniziativa. Parlo di Milva Tasso, che è il mio angelo custode, parlo del nostro ufficio stampa, parlo di Giorgia, parlo del dottor Ferrati, dei tecnici di Attila, insomma parlo di tutti coloro che non si vedono davanti al video ma che davvero ci aiutano in tutto e per tutto, ci sostengono e davvero agevolano la nostra attività ogni giorno, per cui grazie. Con noi oggi, e salutiamo ovviamente da casa perché l'iniziativa appare nella diretta del Consiglio regionale del Veneto, oggi parliamo di Lega del Cane di Rovigo. Vi presento gli ospiti di oggi. Abbiamo Veronica Ferrarese, relatrice ed educatrice cinofila. Abbiamo l'avvocato Lia Tamburin, relatrice e avvocato. Abbiamo Alessandra Rigolin, anche lei relatrice e consigliere della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, sezione di Rovigo. Abbiamo l'amica e volontaria Barbara Pareschi, presidente dell'associazione Qua la Zampa di Occhiobello. E salutiamo anche gli accompagnatori di questo fantastico gruppo. Abbiamo con noi oggi Mirko Dainese e Luca Marchiori. Saluto tutti davvero con tanto affetto. Voi rappresentate i tanti volontari e i tanti operatori ed esperti che operano sul nostro territorio a favore e con gli animali. Allora, io non voglio dire granché perché vorrei davvero lasciare spazio a questa iniziativa. Lo vediamo nel mio schermo alle spalle, dalla parte degli animali, conoscere le leggi, cambiare le coscienze. Allora, il titolo è emblematico e significativo. Purtroppo sempre più spesso ascoltiamo di casi atroci che riguardano altri animali, ma riguardano anche le persone. Io adesso sono polesana, vi potrei raccontare di diversi episodi che purtroppo sono accaduti sul nostro territorio, anche di amici, episodi accaduti anche molto vicini a me, di persone che hanno visto morire sotto i propri occhi i propri animali, gatti, cani. Spesso vengono feriti anche i bimbi, spesso vengono ferite anche le persone che accompagnano gli animali domestici. Se ne parla poco e molto spesso le persone devono vivere quasi in solitudine il proprio dolore. Io penso che un bravo amministratore, un amministratore responsabile debba almeno agevolare la possibilità di parlare di questi argomenti che tanto pesano, ma sul quale tanto possiamo fare. Penso che tutti noi una volta nella vita almeno, parlo di chi è in sala ma anche da chi ci segue da casa, abbia vissuto quello che si chiama l'amore a prima vista. Quello che ti fa venire le farfalle nello stomaco, quello che ti fa battere il cuore a rimpazzata, quello che non ti fa ragionare. Succede per gli esseri umani, succede anche nei confronti di un animale. A me è successo tante di quelle volte che non ve lo voglio neanche raccontare. È successo con Barone, il mio cane di una vita. Arrivo. Che è venuto a mancare nel 2020. Ero lontana, lavoravo lontano e il giorno in cui mi hanno detto che è morto non avevo neanche la possibilità di raggiungerlo. Allora, con lui non è stato proprio amore a prima vista, vi devo dire la verità. È stato un amore costruito nel tempo, era un trovatello, insomma, e siamo cresciuti assieme. Era colui che mi accoglieva anche quando tornavo a casa dall'università e avevo la luna storta, lui era lì ad aspettarmi. È morto Barone, non sono più riuscita per 5 anni ad avere un altro cane. Ho avuto gatti, ne ho ancora tanti, ma non sono più riuscita ad avere un cane perché mi sembrava di sostituire
quell'amore incredibile che non poteva essere colmato in alcun modo. Una sera ho assistito ad un evento della Lega del Cane di Rovigo. C'era Alessandra, c'era Veronica, c'erano altri volontari incredibili che mi hanno aperto un pochino di più il cuore. Era come se io avessi avuto una cerniera chiusa, me l'hanno riaperta piano piano. E Veronica ci ha spiegato che l'amore a prima vista per un animale, come per gli umani, può essere molto pericoloso se ad un certo punto non si determinate cose. Allora, a me piaceva e piace fare un giretto al rifugio Cipa, insomma, al nostro canile di Rovigo, dove incontro amore, amicizia e tanta professionalità. Con il mio giretto, in un box, ho scoperto lei, Nana, che era insieme ad un altro cane bruttissimo. Era un meticcio, ma pieno di vita e che dava forza anche a lei, Polly. Mi si sono riempiti gli occhi di lacrime. Dopo 30 secondi, guardando Veronica, mi sono fermata e ho detto no, fermati perché è amore a prima vista. Ed è pericoloso, quasi sempre arrivano delle mazzate allucinanti. Ho ragionato, ho pensato di dire subito, ma si era già accorta Veronica della mia reazione. Ho detto aspetta un attimo, proviamo a capire se questo cane, se Nana può davvero venire a far parte della mia famiglia, perché ho una bambina, perché ho i gatti, e quindi dovevo ragionare sulla cosa. Insomma, alla fine ha portato quasi un pezzo di famiglia praticamente in canile, abbiamo fatto le prove, le cosiddette prove di compatibilità, e Dio ha voluto che lei fosse compatibile anche con il gatto, con i gatti. Quindi ecco, però c'è stato un percorso, c'è stato un inserimento. Ed è questa la cosa più importante, perché non si può prendere un cane per moda, per darsi un tono o perché bisogna seguire le sensazioni del momento. Forse tra umani si può fare, ma anche lì ci devono essere prove di compatibilità. Ecco che la stessa cosa si applica sugli animali. Nana ora è Polly, è diventata Polly Nana. È un cane incredibile, ci ha riempito la vita, ci riempie di gioia, ancora non l'avvicino alla piccola perché bisogna essere guardinghi, bisogna stare attenti, non bisogna mai abbassare la guardia, ma se si vuole, se ci si impegna, se si è pronti, l'amore può diventare sempre più grande, ogni giorno di più, e davvero riempire la nostra vita, la nostra casa, il nostro cuore, la nostra anima di tutta quella gioia che serve a noi come esseri umani, ma soprattutto a loro come animali. Grazie per la possibilità che state dando oggi al mondo anche di ragionare su certi aspetti che molto spesso vengono trascurati. Chiamo ora di fianco a me grazie. Chiamo ora di fianco a me la zia di Polly, Veronica Ferrarese, relatrice ed educatrice cinofila. Buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto ringrazio la nostra consigliera regionale Laura Cestari che mi ha invitato a questo importante evento e mi dà l'opportunità di dare voce a chi non può parlare, cioè ai cani. E quindi per me questa è un'occasione davvero speciale, perché c'è veramente tantissimo da dire, però soprattutto quello che vorrei dire oggi è partire dal ricordarci che la convivenza con il cane non la sceglie il cane, cioè quando noi conviviamo, decidiamo di convivere con un cane, noi scegliamo il cane, mentre il cane non ha la possibilità di sceglierci. E quindi a volte dovremmo chiederci, ma lui ci avrebbe scelto come famiglia? O deve adattarsi in continuazione alle nostre esigenze. Quindi questo è un po' un punto, vuole essere un po' partire un punto di riflessione, perché troppo spesso le adozioni vengono fatte molto con la pancia, con le emozioni, come diceva appunto Laura, però con pochissima consapevolezza. E le aspettative sono spesso anche molto alte,
dettate da una narrativa irreale, anche basti pensare per esempio ai video sui social piuttosto che alle foto, creano delle aspettative nelle persone, una visione molto distorta dalla realtà, e in realtà non fanno mai vedere anche il lato faticoso della convivenza con il cane, perché ci sono anche delle parti in cui bisogna rimboccarsi le maniche e cercare di costruire un rapporto di fiducia reciproca. Quindi la cosa importante è iniziare a chiedersi se siamo pronti ad accogliere un cane nella nostra famiglia, e magari, se siamo incerti, farci accompagnare in un percorso da un professionista. Questo significa, ci sono tantissimi professionisti ormai nel mondo cinofilo, quindi si parte da educatori, istruttori cinofili che ci possono fare una consulenza, offrirci una consulenza sulla scelta del tipo di cane, ma anche allevatori molto seri e canili molto seri a cui appoggiarsi. Quindi è un mondo che è fatto anche di tanta professionalità. Quando decidiamo di adottare un cane, impariamo a farci guidare da loro. Una volta che ci facciamo guidare, dobbiamo anche essere onesti con noi stessi e dire quello che effettivamente è il nostro stile di vita, cercare di analizzare un po' la nostra quotidianità, perché spesso ci piacciono magari dei cani che non corrispondono al nostro stile di vita e non si possono adattare alla nostra famiglia. E purtroppo adottare questi cani significa a volte condannarli in canile. Ci sono stati degli episodi, come diceva Laura, recenti, di incidenti molto gravi che provocano molta sofferenza, però all'interno di questi incidenti di aggressioni tra cani, per esempio, spesso ci sono appunto alla base queste scelte sbagliate o una incapacità di relazionarsi in modo corretto con il cane o di capire le sue esigenze. Quindi tante volte i cani non sono capiti, e da qui dovrebbe invece nascere un punto di domanda all'interno del compagno di vita umano, e si dovrebbe chiedere come mai il cane ha questi comportamenti, perché spesso vengono da me persone disperate perché il cane è ingestibile, che lo vogliono portare in canile, perché il cane morde piuttosto che è impaurito, non viene via con noi, se lo portiamo negli ambienti urbani non ci asseconda, però spesso non ci chiediamo se stiamo soddisfacendo le esigenze di quel cane. Quindi si apre un percorso, spesso quando vengono appunto le persone da me in difficoltà con il proprio cane, si apre un percorso di reciproca fiducia e di conoscenza reciproca, che è basato appunto sulla conoscenza non solo delle esperienze che magari si vivono insieme, ma anche della genetica del cane, perché una cosa da cui non si può prescindere è anche conoscere, appunto attraverso i professionisti, le motivazioni di razza del cane, perché ogni cane ha delle caratteristiche, innanzitutto a prescindere dalla razza è un individuo e va rispettato per la sua unicità, ma poi la motivazione di razza non può prescindere dalla scelta del cane, perché all'interno di queste motivazioni ci sono dei cani che per esempio sono più portati ad una motivazione per esempio a movimento, quindi cisestesica, piuttosto che a una motivazione possessiva, quindi un cane a cui piace molto possedere le risorse, oppure ci sono delle motivazioni a molti cani piacere anche contendere le risorse, quindi delle motivazioni competitive, perlustrative. Quindi i cani hanno bisogno, a seconda anche della loro genetica, di fare più o meno movimento, di relazionarsi in un modo piuttosto che in un altro. E per esempio mi viene in mente adesso, anche in seguito a uno degli ultimi episodi recenti, al pitbull, che ha delle caratteristiche, non posso dire di razza, perché sappiamo che non è riconosciuto dall'ENCI, dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana, e dall'FC, però diciamo che
le caratteristiche tipiche di questo cane non sono adatte a tutti i tipi di famiglia. Sono dei cani molto possenti, perché dobbiamo ricordarci che è un cane che è nato per diciamo uno scopo illecito, per combattere contro i tori prima e poi contro i cani. E ancora adesso purtroppo ci sono i combattimenti clandestini, quindi questi orribili illeciti che appunto sono fatti di sola violenza, e quindi, non avendo una genealogia certa, non sappiamo la discendenza di questi cani, non sappiamo quanto può essere forte la motivazione diciamo competitiva all'interno di questi cani, e spesso poi nascono questi incidenti perché il proprietario magari non ha capito che cane ha realmente e non è riuscito a leggere le sue esigenze, perché questo cane è un cane straordinario con delle caratteristiche bellissime, è un cane che si lega tantissimo alla famiglia, ha una fortissima motivazione affiliativa, si attacca molto, è molto dolce, però se non viene diciamo soddisfatto nelle sue esigenze, poi può diventare veramente molto, molto grave, perché poi si vanno incontro a questi episodi spiacevoli che creano dolore sia da una parte che dall'altra. E quindi insomma l'importante, io dico sempre, è cercare di, quando siete in difficoltà, farsi aiutare dai professionisti. Poi quando da un comportamento diciamo di base un po' che ha bisogno di una rieducazione, questo comportamento viene trascurato, allora si può arrivare addirittura ad un comportamento patologico, quindi a dei problemi, si pensi per esempio ai comportamenti ossessivo-compulsivi, quindi una degenerazione del comportamento che diventa patologia, e a questo punto per riabilitare il cane è richiesto un lavoro molto forte, molto importante, molto anche pesante, di team in squadra con diversi operatori del settore e veterinari comportamentalisti, che sono, ricordiamo bene, i professionisti in prima linea su questo settore. Quindi è molto importante appoggiarsi a dei professionisti che abbiano anche il titolo e la capacità di aiutare questi cani in difficoltà nel loro percorso. E poi, per ultima cosa, dico che non voglio parlare solo dei pitbull, perché ci sono tantissimi cani, però diciamo un appello è quello di: non comprate cuccioli di pitbull, non incentiviamo la riproduzione di questi cani, ma rallentiamo piuttosto la riproduzione di questi cani con la sterilizzazione, e andiamo ad adottare, se siamo una famiglia adatta a questa tipologia di cani, andiamo ad adottarli in canile, che i canili sono pieni di pitbull, Amstaff, terrier tipo bull, che hanno bisogno di amore, e sicuramente se siete la famiglia adatta lo riescono a ricambiare alla grande. Grazie a voi. Veronica, grazie. Dunque, io adesso chiamerei sul palco, qui di fianco a me, l'avvocato Lia Tamburin, che ringrazio. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Non è semplice intervenire dopo Veronica, anche perché questo evento ha uno scopo informativo, e quindi per tenere alta l'attenzione riguardo al tema e non annoiare ed essere facilmente comprensibile, ho deciso di evitare di soffermarmi in tecnicismi, per favorire degli esempi pratici, degli spunti pratici che possono essere sicuramente più utili per chi cerca di capire un po' quali sono le responsabilità che derivano dall'avere un cane. Perché partiamo da un concetto scontato, che può sembrare scontato ma che in realtà non è. Avere un cane non è un obbligo, è una scelta libera che ognuno di noi compie, e si spera avvenga nel modo più consapevole possibile, oltre le mode e oltre l'impatto emotivo primario. Perché il solo fatto di avere un cane ci cala in un quadro normativo ben preciso, che implica una serie di responsabilità, sia nei confronti del cane, sia nei confronti degli animali altrui e sia nei confronti dei terzi.
ci possono essere responsabilità amministrative, civili, penali e il singolo caso può avere contemporaneamente più responsabilità insieme, può comportare più responsabilità, quindi sono tanti binari che viaggiano parallelamente e che è importante che tutti i proprietari di cani o che chi decide di seguire un cane, accudire un cane, magari anche per conto terzi, è necessario che conosca. La normativa è composita, abbiamo leggi nazionali, regionali, le ordinanze ministeriali e anche i regolamenti comunali che si integrano tra loro e vanno a delineare una serie di comportamenti che vengono, diciamo, danno l'assist al proprietario e al detentore per non essere, ecco, così scoperto a livello di responsabilità, perché ricordiamoci che siamo responsabili nei confronti del cane e dei terzi, il che vuol dire che abbiamo delle responsabilità soprattutto di tipo economico. E sono aspetti che molto spesso vengono, ecco, tralasciati da chi è legato da questo sentimento profondo nei confronti del cane. È importante amarli, ma è riduttivo fare solo quello. Abbiamo per esempio una serie di norme che prevedono l'obbligo del microchip, questo grande sconosciuto mi viene da dire, perché molto spesso tantissimi cani ancora nel 2025 non sono chippati, quindi dedicherei un attimo di attenzione a che cos'è il microchip. Il microchip è una capsula in materiale biocompatibile che viene inserita sotto cute, generalmente nel lato sinistro del collo del cane. Non crea nessun fastidio e non è né doloroso né dannoso per il cane. Semplicemente quando dopo il suo inserimento si passa a un lettore che assomiglia molto ad un telecomando, il lettore sul display fa comparire un numero composto da 15 cifre che è legato in modo univoco ai dati del, chiamiamolo, proprietario, ma per essere corretti è intestatario, perché il microchip, l'applicazione del microchip non è titolo di proprietà del cane, ma è un adempimento amministrativo. Poi che nel 99% dei casi il proprietario del cane e l'intestatario corrispondano, questa è la realtà, però per essere precisi si tratta di un aspetto amministrativo. Dicevo, questo numero è legato ai dati del proprietario che emergono in seguito alla registrazione presso l'anagrafe canina e l'applicazione del microchip, oltre ad essere richiesta dalle leggi, è particolarmente importante per i proprietari effettivamente responsabili nei confronti del proprio cane, perché in caso di smarrimento è l'unico modo per, in seguito all'accalappiamento del cane ovviamente, per ricondurre il cane al proprietario. Ed è una cosa, ecco, da sottolineare anche l'importanza dell'aggiornamento dei dati in anagrafe canina, perché se per esempio cambiamo il numero di cellulare rispetto a quando abbiamo fatto l'iscrizione presso l'anagrafe canina, come fa il servizio veterinario poi a contattarci per dirci guarda che c'è il tuo cane, vienilo a prendere? Poi è anche vero che ci sono degli aspetti amministrativi a livello di sanzioni perché ce l'ho messa a custodia del cane, però la cosa più importante, credo, da amante dei cani è riportare a casa il cane e magari fare tesoro dell'esperienza e custodirlo meglio in un secondo momento. Abbiamo poi delle altre norme che riguardano l'utilizzo del guinzaglio, che è obbligatorio in tutte le aree urbane ma anche in spiagge, parchi, non deve essere più lungo di 1,5 metri e deve essere sempre indossato. La legge prevede anche delle eccezioni, in modo specifico per i cani all'interno delle aree cani, anche se qui c'è da fare una precisazione, ovvero se io mi trovo nell'area cani con il mio cane e vedo che comincia ad essere un po' nervoso, un po' reattivo in seguito all'ingresso di un altro cane, è vero che io lì dentro lo posso tenere sguinzagliato, ma è una questione di responsabilità mia intervenire prontamente, mettere il guinzaglio al mio cane e andarmene. Abbiamo poi un'altra eccezione per quanto riguarda i cani da soccorso, oppure i cani da conduzione o protezione delle greggi, oppure anche i cani da caccia durante l'addestramento o le battute di caccia. Un altro strumento fondamentale che dobbiamo sempre avere con noi quando usciamo con il cane è la museruola, che va portata con noi ma non fatta indossare al cane, va fatta indossare solo se per esempio in seguito ad un episodio
di aggressione viene qualificato come cane morsicatore e il veterinario comportamentalista dell'azienda sanitaria locale tra le prescrizioni indica anche il portare fuori il cane con la museruola, oppure se siamo sui mezzi pubblici, oppure se siamo in contesti che mettono in particolare disagio il cane e vediamo che comincia ad essere reattivo, e qui da proprietario responsabile è il caso di far indossare la museruola e allontanarci dalla situazione che sta stressando il cane, lo sta mettendo in difficoltà. Poi abbiamo l'obbligo di raccogliere le deiezioni, questo grande sconosciuto, anche questo, non solo per evidenti motivi di decoro urbano, ma soprattutto per motivi igienico-sanitari, perché sappiamo che le deiezioni possono essere veicolo di patogeni o di parassiti che possono contagiare o infestare non solo gli altri cani, ma anche altre specie. Abbiamo poi per esempio l'obbligo di garantire il benessere del cane, ovviamente garantire cibo, acqua fresca, un ricovero idoneo. Per me il ricovero idoneo per il mio cane è sempre stato la cuccia di fianco al letto, però insomma poi dipende da cane a cane, da famiglia a famiglia. L'importante è che abbia sempre una protezione dalle intemperie, sia sempre mantenuto pulito e gli venga garantita la possibilità di muoversi e di esercitare tutte quelle attività che la sua natura richiede. La cosa importante, e questo mi consente di passare al prossimo argomento, è anche il dovere di custodire responsabilmente e in modo efficace il cane per la sua sicurezza e anche per quella dei terzi, perché ricordiamoci che a livello civile l'articolo 2052 del Codice Civile prevede che il proprietario o il detentore di un animale, in questo caso ovviamente parliamo di cani, è sempre responsabile per tutti i danni che il cane ha causato, danni sia patrimoniali sia non patrimoniali, salvo che ci sia il caso fortuito. Ora, che cos'è il caso fortuito? È fra le cose più difficili e meno frequenti che possano accadere. È un evento talmente tanto imprevedibile e ingestibile che va oltre qualsiasi tipo di responsabilità, in questo caso oggettiva, del proprietario, che, ricordiamolo, è sempre responsabile di quello che, tra virgolette, combina il cane, sia che si trovi con il cane, e questo che sto per dire è un aspetto molto molto trascurato, sia che invece non sia con il cane. Il classico cane che viene lasciato libero di girare perché tanto torna sempre, posto che torna sempre finché non viene investito, e purtroppo ne vediamo tantissimi di cani investiti, e molto spesso poi, se non microchippati, non vengono reclamati dal proprietario e vengono lasciati in canile feriti, perché c'è anche questo. In ogni caso il proprietario è molto superficiale se lascia il cane, ecco, girare da solo, non solo nei confronti del cane, ma nei confronti dei terzi, anche della propria responsabilità, perché il proprietario è responsabile anche se il cane va purtroppo ad ammazzare degli animali di cortile dal vicino, causa incidenti, quindi a prescindere dai casi più eclatanti di morsi ad altri cani o a persone. Le persone generalmente sottovalutano molto questo aspetto ed è fondamentale, a mio avviso, avere una buona copertura assicurativa, che ovviamente non può essere una scusa per non custodire correttamente il cane, questo sia ben chiaro, anche perché si parla sempre di responsabilità oggettiva. Un altro tipo di responsabilità che può ricorrere è quella penale, qualora appunto ricorrano i reati. Di solito si tratta di lesioni colpose, cioè il cane che aggredisce una persona, quindi la ferisce, e purtroppo in alcuni casi estremi si è trattato anche di omicidio colposo. Ovviamente il regime probatorio è diverso per quanto riguarda la responsabilità penale rispetto a quella al versante civilistico, va provata quantomeno la colpa e ovviamente in tutti questi casi, anche nel caso in cui ci sia un reato, si apre anche il versante della responsabilità civile. Quindi, in definitiva, per rispondere alla domanda che tutti ci poniamo di fronte ai casi di cani aggrediti, che si fa quando un cane morde? Che si fa... Vedo i punti di domanda. Succede questo: parte una segnalazione
verso l'azienda sanitaria locale e che viene poi diremata al servizio veterinario. Il cane in questione, che abbia morso altri cani oppure persone, viene sottoposto a stretta sorveglianza per 10 giorni per scongiurare un contagio da rabidosi, la rabbia, e viene poi valutato da un veterinario comportamentalista della ASL che, se del caso, elenca una serie di prescrizioni per il proprietario affinché lo possa custodire e gestire in modo sicuro. Tra le varie prescrizioni ci potrebbe essere l'obbligo di fargli indossare la museruola oppure anche quello di contrarre un'assicurazione, appunto tutela dei terzi, per i danni ai terzi, e molto spesso viene anche prescritto l'obbligo di frequentare il famoso corso per il patentino, per i cani morsicatori. Il corso per il patentino viene organizzato dalle aziende sanitarie locali e ha lo scopo di informare i proprietari di tutte quelle responsabilità ai quali sono soggetti solo per il fatto di avere un cane. Comporta peraltro una parte teorica e una parte pratica più incentrata sulla gestione del cane, in modo tale da riuscire, diciamo, a tamponare, ecco, le difficoltà pratiche che hanno poi portato all'episodio di morsicatura. Molti, ecco, per fortuna scelgono di seguire il corso per il patentino anche se non hanno ancora un cane o anche se il loro cane non ha manifestato nessun episodio di reattività o di morsicatura, lo fanno per una formazione personale. Altri invece sono obbligati, ecco, a seguirlo. Io in generale ritengo che sia fondamentale la formazione delle persone in ogni ambito e anche in questo, che viene molto spesso sottovalutato, perché ne viene data una versione edulcorata. Non è tutto bello, non è tutto amore, non è tutto coccole. Ci sono responsabilità e grandi anche nei confronti dei nostri familiari. E credo anche che sia necessario, ecco, che aumentino i controlli sul territorio, perché molto spesso si lascia spazio a queste condotte irresponsabili e poi purtroppo vediamo a che cosa possono portare. Avvocato, grazie mille, Grazie davvero. Ringrazio anche perché veramente ha trattato punti salienti nel poco tempo che ci era concesso, quindi grazie. Poi chiunque la può rivedere sta diretta anche su YouTube, c'è il canale del Consiglio regionale anche su YouTube, quindi faremo pubblicità. Chiamerei adesso di fianco a me Alessandra Rigolin, consigliere della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, sezione di Rovigo, che ringrazio. Buongiorno a tutti e intanto grazie anche alla consigliera regionale Laura Cestari e grazie a tutti voi. Io sono consigliere del direttivo della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, sezione di Rovigo, ma precisiamo anche che sono qui come volontaria e come persona e sono qui per loro. In rifugio a Rovigo noi attualmente abbiamo all'incirca 100 cani e non sono qua solo per i 100 cani che abbiamo in rifugio, ma sono qui per dare voce a qualcosa di più grande. E come dico sempre alle persone, ai volontari, quando vengono a trovarci anche in rifugio per valutare di scegliere se adottare un cane, venire anche a conoscerci per capire com'è la realtà. Dico sempre, noi possiamo fare tanto in questa parte di mondo, perché tanti mi chiedono come si fa ad aiutare tutti i cani. Certo, tutti non possiamo, ma noi siamo in una parte di mondo e possiamo fare tutto il bene qui. Noi abitiamo in una provincia che tutti i giorni si comunica attraverso anche i social, perché attualmente la comunicazione non è più come una volta magari che era solo telefonica oppure la visita fisicamente in rifugio. Adesso abbiamo anche nuovi mezzi di comunicazione, tutti i giorni diamo informazione e siamo presenti per 100 cani che adesso vorrei per un attimo farvi vivere quello che c'è all'interno del rifugio, c'è all'interno di ognuno di loro che comunicano con noi, perché è importante quando una famiglia viene da noi, dico sempre, è importante la comunicazione. Se non c'è comunicazione
sia tra noi volontari con i cani, i nostri ospiti, sia le famiglie a casa con i loro amici a quattro zampe. La comunicazione è fondamentale sempre, perché le famiglie, se devono comunicare con il cane e il cane deve comunicare con la famiglia, c'è un'interazione, c'è uno sviluppo che ogni giorno cresce, perché ci piace anche, parlando con una volontaria, dire che niente è perfetto, non c'è la vita perfetta, però tutto è perfettibile, tutto si può migliorare, basta l'impegno. E quindi la famosa scelta che loro non hanno preso di venire in rifugio, noi però come persone scegliamo di adottare o di non adottare. Quando una famiglia viene, noi siamo i primi a fare capire cosa significa l'impegno, che non è solamente la parte più bella che noi conosciamo, che è le coccole, le passeggiate, lo stare insieme, il colmare il nostro cuore, perché è quello che noi, quando veniamo per adottare o prendere un cane, la prima cosa pensiamo sempre tanto anche a noi. Però noi, sia che siamo volontari o famiglie, dico sempre, dobbiamo ascoltare anche dall'altra parte. C'è un cane che ha le sue necessità, quindi le necessità da parte di entrambi vanno sempre, bisogna andarsi incontro, altrimenti c'è la famosa frustrazione. Quando andiamo a scuola a parlare con i bambini, dico sempre, se restiamo chiusi in una stanza tutto il giorno, dopo un po', dopo un'ora, dopo un giorno, ci si stanca, ci si annoia, si fa fatica a stare lì. Quindi si dialoga proprio con le famiglie, come quando vado a scuola a parlare con i bambini, proprio nella semplicità. Importante che ci sia sempre coerenza e responsabilità. È la cosa fondamentale che chiediamo alle famiglie, responsabilità, perché questa scelta di venire in canile i cani non l'hanno presa. Diciamo che è la soluzione che attualmente il canile la vedono come l'unica soluzione. Semplice, immediata, ci chiamano, posso portare il cane perché io non ce la faccio più perché non ho tempo, perché cambio vita, è una priorità che prima c'era e adesso non c'è più. Quindi noi, prima di dire sì, ok, la soluzione, noi siamo presenti nel territorio, però non siamo lì perché è il luogo dove viene buttato qualsiasi scelta che le persone non hanno più la capacità di sostenere, ma noi siamo anche a disposizione delle persone per capire come poter trovare una soluzione, perché questa non è la soluzione, questo è il non soluzione in realtà. Quindi le persone le accompagniamo anche nel percorso quando adottano un cane. Nessuno dice sono contenta, portati a casa il cane, perché liberiamo un box, perché abbiamo dei box liberi, siamo contenti. Noi siamo contenti se il cane poi rimane a casa, è felice con la famiglia e la famiglia sta bene con il cane, altrimenti c'è un rischio che poi ci ritorna perché non c'è stata la giusta comunicazione anche tra noi che facciamo le adozioni con le famiglie. Piuttosto dialoghiamo una volta in più, diamo informazioni una volta in più. Il famoso questionario non è perché noi siamo cocciuti che vogliamo sapere tutte le cose di una famiglia, noi cerchiamo di accompagnare nel percorso, che può essere un incontro, come può esserci un preaffido, quindi conoscere meglio il cane, conoscersi meglio tra il cane e la famiglia, ed è reciproca la cosa, quindi è un accompagnare un percorso che poi diventa meraviglioso. Come dicevo prima, non sarà mai perfetto nella vita, ma perfettibile ogni giorno, quindi l'impegno è costante. Abbiamo dei cani che sono in rifugio e tutti i giorni si impegnano quando facciamo anche dei percorsi di recupero. Noi volontari siamo sempre seguiti dall'educatrice cinofila Veronica Ferrarese, nessuno di noi si inventa un percorso, noi siamo sempre seguiti perché anche qui la comunicazione è importante. Quindi noi aiutiamo il cane ad essere più adottabile possibile, che potrebbe essere anche solamente avvicinarci al cane, un po' alla volta arriverà magari una pettorina che riusciamo a mettere. Quindi ecco, è un percorso, ma i cani ogni giorno si impegnano con noi a darci anche fiducia, perché il cane è stato abbandonato proprio. E quindi la fiducia, un umano fa fatica a darla, loro invece si impegnano anche in questo, quindi sta anche in questa responsabilità di tutti, chi è volontario, ma dico sempre anche chi non è un volontario, fuori. La comunicazione, l'informazione è un po' anche questa formazione, chissà che questo sia
una società nuova dove ci sono difficoltà, ma in realtà dobbiamo essere stimolati ancora di più a crederci che la comunicazione è importante. Visto che abbiamo tanti strumenti, si tratta sempre di capire come usarli. Abbiamo dei giovani che diventeranno degli adulti consapevoli, perché diciamo sempre un'adozione, se c'è, bene. Se si sceglie di non adottare in un determinato momento, va bene perché è consapevole. Grazie Alessandra, anche per la passione che metti nell'intervento di oggi, ma ovunque, quindi grazie di cuore. Io volevo approfittare adesso di questi 2 minuti per ringraziare voi qui, ovviamente, ma tutti i volontari nel mondo che si stanno occupando di animali, cani. Abbiamo anche una rappresentanza dei volontari dei felini, che tanto amo. Barbara, se vuoi portare il tuo saluto, hai 2 minuti di tempo, lo puoi fare. Sotto shock, ma lo puoi fare? Perché, ecco, per me era importante far capire che siamo tutti uniti. Chi si occupa di cani, chi si occupa di gatti, chiunque si occupa di amore in realtà, di convivenza, di far conoscere anche alle persone questo mondo che molto spesso viene bistrattato anche dalla burocrazia. Intanto vi saluto, io sono Barbara Pareschi, sono la presidente dell'associazione Qua la Zampa di Occhiobello. Ringrazio Laura per questa fantastica sorpresa, infatti sono rimasta un po', e ringrazio le ragazze rappresentanti della Lega del Cane che hanno dato una testimonianza importantissima di quanto sia importante non soltanto la parte burocratica ma anche la parte quella umana, quella che si lega a una creatura che è lì per noi. Io mi occupo fondamentalmente invece della parte felina, ma vale la stessa cosa. Tantissimi gatti vengono abbandonati, noi purtroppo siamo in mezzo al randagismo quotidiano, cucciolate che vengono abbandonate nei sacchetti davanti alle case, ci troviamo veramente di fronte a delle situazioni molto sconfortanti, perché i volontari non sono tantissimi, quelli che ci sono fanno quello che possono con quello che hanno a disposizione, come facciamo tutti, però come diceva Laura, tante volte non abbiamo un grosso sostegno, ma perché si danno priorità a cose che hanno magari un'attenzione più immediata. Noi facciamo quello che possiamo, abbiamo a disposizione poche risorse, quelle che abbiamo le mettiamo tutte con il cuore, perché anche noi fondamentalmente recuperiamo cuccioli, recuperiamo gatti anziani, gatti incidentati, sterilizziamo, facciamo come volontariato, noi come associazione, ma tutte le volontarie in generale, si prendono questo compito quotidiano e la cosa più bella anche per noi è vedere un gatto che va a casa dopo che è stato fatto un preaffido, dopo che la famiglia ha dato la sua disponibilità, vedere che questo animale ha creato una simbiosi con la persona che l'ha portato a casa, per noi è incredibile. Le piccole sconfitte di quelli che non riusciamo ad accasare o di quelli che muoiono in condizioni che noi non vorremmo mai, sono sempre delle piccole ferite, però siamo qui perché se non lo facciamo noi non lo fa nessuno, e quindi mi piacerebbe tanto che ci fosse da parte anche dei privati un po' più di responsabilità, intanto nella sterilizzazione dei gatti di casa, perché ce ne sono già tanti di randagi che si fa fatica a gestire, almeno quelli di casa sarebbe opportuno riuscire ad avere un pochino più di controllo. Però insomma diciamo che stiamo cercando nel nostro piccolo di sensibilizzare anche in questo senso, speriamo di riuscirci, e avanti tutta a tutti i volontari che fanno ogni giorno quel passo in più per non mollare. Grazie Barbara. E scusami, lo so, ho visto che avevamo un po' di tempo, ho detto è giusto che anche tu insomma, possa dare il tuo contributo. Grazie di cuore. Grazie davvero alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane di Rovigo, grazie a tutti gli ospiti di oggi. Spero davvero che questo sia soltanto l'inizio di tutta un'altra serie di eventi di sensibilizzazione nel nostro Veneto, nella nostra Italia e ovunque. Noi ce la mettiamo tutti.